È un disastro perché a Venezia, oltre alle acque alte di cui tutti parlano, il Mose ha fatto esempio, ci sono delle acque basse spaventose, perché la laguna purtroppo con interventi scellerati è stata marinizzata. A Venezia, in questo periodo dell'anno, la bassa marea c'è sempre stata. Le modalità sempre più estreme con le quali si sta ripresentando invece no. Con una rapidità prima sconosciuta, le maree salgono e soprattutto scendono, fin quasi a svuotare i canali, nel migliore dei casi creando un dislivello che rende quasi impossibile salire o scendere dalla barca, nel peggiore rendendo impossibile la navigazione, come avviene già dalla mattina in Rio della Feltrina, tra Piazza San Marco e Campo Sant'Angelo. Poche ore dopo la situazione era questa, trascinandosi dietro una serie di problemi molto seri. L'inquinamento che c'è quando si svuota perché le fogne scaricano nel canale e diventano fogne a cielo aperto. I pompieri non riescono ad arrivare, le idroambulanze non riescono ad arrivare, non camminano sui canali e quindi c'è anche un problema di pericolo. La Fenice ci si è bruciata perché il giorno dell'incendio i canali erano vuoti e quindi i pompieri hanno dovuto con mezzi strani e mezzi poi arrivati in ritardo provare a spegnere l'incendio. In una giornata come sabato grasso, con un assalto di oltre 100.000 persone ammassate lungo le solite 4 direttive, con tanto di sensi unici per i pedoni e percorsi alternativi per evitare la paralisi, la mancanza delle vie d'acqua rischia di sentirsi ancora di più. Giorgio Suppiei, avvocato, esperto di voga e presidente dell'associazione no profit Arzanà per lo studio e la conservazione delle barche tradizionali veneziane, punta il dito sulle profonde modifiche che a partire dagli anni 60, con lo scavo del Canale dei Petroli, hanno sconvolto l'equilibrio su cui per secoli si è retta la laguna. L'entrata di eccessiva acqua e l'uscita di eccessiva acqua ha completamente modificato il sistema morfologico che risaliva al 400. I veneziani piantavano un palo, scavavano, allargavano un ghebo lasciando che le acque si regolamentassero da sole, incanalandole. Adesso invece si mandano draghe enormi perché deve entrare di tutto in laguna, petroliere e quant'altro.